Io buffo mi mazzata che la povera vincere! Ah, no, tu stai impazzando! Papà, ma se tu ti chiami, chi è Lei, come mai? A me mi posso manca la capa! Senti, Persichese, vai, non ti preoccupare, Marisia, accompagna a Persichese. Vieni, su, mentre che iniziamo a fare qualcosa. Ma mi capite che è schifo! Io dicevo per tua madre e tua madre, vieni. È la parola che non mi posso manca la capa! Allora, mamma, mi ispirami tu, ma che devo fare? Che già fa? A te non ce l'ho, e passa lo stimolo. Parole sta canzone. Oh padre, capite? Si sono uova e non mi può cacciare. Ho capito. Hai capito pure? Ho capito. Uno si sono assurda, Il signore. uno si sono rattusa. Anche se la secco. Oh, chi te lo fa troppo? La papà capre, ma che televisione? Guarda, non può dire. Ma tu come stai cacciando in casa tu? Ma che già secca. Ma tu sai chi sono io? E un va. E me lo può cacciare? No. O va, dico un va. Ma non hai capito tu? E sì. E me lo può cacciare? No. E perché? O va, dico un va. Ma non hai capito tu? Sì. E me lo può cacciare? E perché? O va, Metti di scuola! Capi? Lascia l'urto, ma sei mamato! se ci mancava e poi il quadro è completo. Perché ti ho dato uno? Ma stai piangendo? Se vuoi, però hai un po' di commozione, viene sempre. Vedi? Sono lacrime come mamma. No, sono lacrime ma papà. Ma io quello mi dice. Pronto? La risposta è stavolta non padre, papà, ma sentire lo vicino al telefono, sì. Aspetta, come capire chi è? Aspetta. Mamma che me non porta. Invece me ne porta. Non è vuoto. Le corna crescono in 1 centimetro ogni volta che viene il sabato e si fermano quando arriva la domenica. Tino, oggi è domenica. E ieri era sabato. Ma te chi do? Ma caro il mio geppetto, lo sanno tutti. Ma allora è una cosa di dominio pubblico! Ma te specificamente, chi te l'ha detto? Ma come do ministero delle dite? Ma mi hanno raccomandato tutti i mattini come riesci più Capito? Oggi c'è la maggiorazione festiva. Ho capito, la frase Che tu mi sono scusato fare il ma va fatto! Vieni, parliamo con più calma. Ah, è occupato. Niente, dovete parlare tranquillamente che non me ne vado. Ma chi sta bussando? Nessuno! Ma come si venendo a bussare? Aspetta me! No, dicevo, aspetta a me! L'avvocato Piglietti mi sta aspettando con impazienza. Ma io non ho visto salire. Quando è venuto quando tu non c'eri? No, papà, io sono più sicuri. Ma chi ha passato la vera? Papà, io sono Mannaggia, capi, ma tu sei amico mio, amico da giorno! E poi, io vado, andiamo, Antonio, vengo! E Armando, mamma? Buongiorno, mamma, che scusate, le faccio fare una domanda. Sono stato lì. Allora, ma senti qua, ma senti là, ma senti là, ma senti qua, ma senti qua, ma senti là. Ma senti qua, Scusate, vi volevo fare questa domanda. Ho notato che in questa casa non si sbaglia, non comunicare le fattose, che viene sempre a trovare un giovanotto. E allora, e poco fa l'ho visto andare via. Sempre così per No, pescare! E allora ci pensate tra me e me. Ha detto, uomo e camaresini se mi sa fa morire. Ti si proprio sbagliato perché io non sopporto proprio a persiche. Non sopporta il gioventeccia, lo chiamo Persichetti. Ma non signor, però non è mio marito, si chiama Persichetti. Ah sì, scusate, io non se l'ho capito. Non avevo
che lo spieghi io. Tanto ragazzi, secondo me chi non può fare? Chi si sa, avrà chiamato la d'avvocato. Stavano facendo un consulto. Ma magari, scusa, te, ma non sapevi fare tu bus? Ma invece quando ti sta avvocato in casa tua? Sì, adesso non può sapere fare questo, perché te tecnica. E noi perché mi è sembrato di aver sentito. Senta, ti è sembrato, hai sentito, perché se ti è sembrato non hai sentito. Se hai sentito non ti è sembrato, deciditi. Ora magari che il calzo fa si sa. Ah, corretto, sa dove sta si conosce. Meglio non accordo che è una cosa vinta. Se non si sa, per la cucinare a te. Ottimo con l'accordo, ottimo con il culo e ottimo nella circuito. Bisogna essere sempre, ma sempre se stessi. E tu puoi dici tu si parla? Poche parole, buon intenditore. No, guarda. Ma Cristina dove sta? Cristina sta in camera di papà. E allora non fa la compagnia. Non c'è più giù sordo di chi non può sentire. Vatte! Magari, ciao. Ma voi non sapete chi la pensi a voi che a papà. Ah, sì, a proposito, siete avete fatto un fidanzato tu? Dico io. O vi chiedo una grazia, sì. Ma non potrò prendere. Sì, tu non innamorata di e volevo dire caro tutta la famiglia ha fatto matrimonio. Bene, lui si sarà imputato la famiglia Paceruto. E Mari, dice tu, con questa situazione che stai creando, come facciamo di coprire a comunque... Margherita, ti lascio il mio nuovo indirizzo. www.cancellaro dei poveri serpentieri da Bombolare. Ora magari se la fatta tutta a zero. Ma cancellerità a casa sola. Seguito! E parla. Ma secondo te, un padre in una situazione che come si combo? O chiamano a bastonata a faccia. Vabbè, aspetta! Un padre che te lo vuole mettere se sacri! E che fa? Ma chi tuo sangue mi è salito? Papà! Che sono cose crudeli, so. Ma se cercassi di riunire la famiglia? Ma no, ma so che calcio voglio starci. No, signore, ti dice sta che lui graziato l'avvocato con scuzziglia. Che io pure sta chiappando a pietta per essere dice, signore avvocato! Sentite a me, non come tu. Signore avvocato, in caso scesa... Ma dopo sciarapa. In caso scesa a patti con mio marito. In tutti i casi tu hanno due. Non scrivono un righe, la mugnadrina, sciarapa. Chi ne tiene la che non sa come sta ricordo tutta qua. Comunque, io volevo dire che questa per mia figlia poteva essere una felicissima giornata. No! Come no? Tutti dice felicissima giornata. Dice felicissima sera a tutti questi signori un gruattata. Che non sai che non c'hai da mamma fanno. Se ne
Sì, andiamo. Ah, no, allora quando chiama la No, guarda. Chi può attaccare, chi può parlare? Ma non sa che va là, la bene. Io non so che va là. Ma là, sì. Cristi, si catti. A te Persichetta ti piace? A me! Sì, signore. E non ti preoccupare, perché tu sei guaglione. Io oramai mi sono abituato. E poi te che sempre l'infezione o più giornale non sa passare. Ma sì, non ti preoccupare. Anzi, a Persichetta ti lascio. Anzi, carico sul porto Ma c'è prima non si scemo qua l'unica che la vettina non è firmata. Se lo fosse, ha visto pure il canale usando. No, hai ragione, anche a San Procopio, a San Martino abbiamo qualche preferenza. Ma c'è prima non capisci, vogliamo dare un calcio alla fortuna, ma tu ci pensi. Io in tribunale potrei rivolgermi a tutti quanti dicendo: signor giudice, signori della corte, chi stanno? Bene corna! Prima noi davvero vogliamo dare un calcio alla fortuna. Io come amico e fratello, nonché dal punto di vista professionale, devo dirti complimenti, hai le corna, ma non voglio bene! Ma ce l'hai, e senza ambiguità, siamo usciti dall'ambiguo, l'ambiguo non c'è più! Mi avete chiamato? No, io sono stato un giorno like, dov'è l'amico? Eccolo qua! No, io sono stato un cazzo, sentite, vedete me! Ait, dov'è l'amico? La di tu! Giulia, come sta facendo andare da me? Ma ci devo entrare! Ma lui non posso sentire! No! Hai fatto pure la camattina! Si belli piatto! Vedi come mi risate i posti che arrivo. Ci si fa fanciulla un po' con quella di pazienza. Ma che capo è fresco? È freschissimo! Pure l'acqua fa schifo in sta casa. Poi c'è bello, chi me ne va? Ma ricordati la settimana c'è stato là. Mi sono spiegato. Perché per me che bella la panza. Non fa niente nulla. Antognacci assolutamente ristabiliti i contatti con mia moglie, perché se io scopro sto fatto del sangue della domenica non trovo pace! E come fai? E come faccio? C'ho un asso nella manica. Poco fa ho ricevuto una telefonata dal fidanzato di Marisa a causa casomai la rimandiamo un po', non ti preoccupare. Io prima indago, poi scopro, poi la gira e poi ci paga. E che diavolo la separazione da un cadavere? E dopo non ci fa avere tutto, e dopo. Cioè, mi ha messo fatto e non mi convinci. Senti, fai come vuoi, ma come avvocato te lo sconsiglio. Faccio un salto in ufficio e poi dopo. Torna presto, non preoccupare. Ma come si fa? Quella poi sta là! Sono contentissimo di trovarvi insieme, perché vi devo fare una comunicazione importante. E teniamo che fa, ma dici tu fax! Ma non lo fa, Casarello, proprio fa, ha chiamato il fidanzato di Marisa. Nicolino, e chi l'ha chiamato pure a mamma? Allora già sapete tutto. Sappiamo! Io ho dovuto dire no, per la nostra sciagurata situazione. La fetente situazione! Io sono il padre. Sia perché si sono mamma due volte! E allora sono padre 3 volte. E quante volte? E basta mo! E va bene, facciamo decidere a Marisa, che se vogliamo interessare a lei. L'hai capita? Ma che sta facendo? Sta chiamando umanità! Pronto Nicolino? Ciao, sono Marisa. Tutto a posto, mamma e papà hanno fatto pace. Vi invito tutti quanti a pranzo, correte! Chi è? Persichetta? Ma che fa? Che come ha privato con tutto qua? Ma mica potevo usare una chiesa! Oggi è pure dov'è? Ieri era sabato! Si ha cominciato a poco, a te sapete tu me lo con un guarzo no! Ma tutto cosa a parte di questa separazione, noi caro come per la stessa te, capito? Quando viene di finire Ma dove la mettere? Papà, spartito, mi dà canne, dalla. Ma che li ha fatto con me? 10 viaggi a te, 10
ci fa tutto lui ci piatta a lui, a 8 anni. E bicchiere ce l'ha dato solo 3. Bravo, bravo. Ecco poi, io non sono un uomo che si sta che mano a mano, modestamente io sono un uomo attivo, e ad chi si piglia a me. Papà, aspetta, vieni. Guarda, allora devo fino a piazza non mi fa bruglioi. A come metto per a cosa spacca Ehi, me dico, questa separazione prima del tempo me la fa forza. Oh, Oh, è greggia, sono loro. ma l'hanno pigliato l'elicottero. Uè, e Savina dava tu bella bozza cacco. Oh, ma quando Ah, mi ma? raccomando. Passa all'arme. No! Dici d'angelo a suo signore che non insistito. Scusate, non ha capito, io ho detto di migliorare un tono parziale, per dire che sono un uomo imbarazzato. Ah, e hai la farmacia! In questa casa cerco un fiore. Ah, e allora sai che avevo vedo qualcosa di soldi, I soldi? Lascia fare. No, non fa. Lascia una cosa, siamo un verde per esempio. Senti, c'è un libro. Io cerco una donna che tiene il nome di un fiore. Margherita! Se ho tanto insistito per essere felice perché tengo libero solo il sabato e la domenica. E il sabato? Ma mi diverto. E allora è provvisto! La cosa che questo sabato che ho tenuto impegnato. Avete poi spassare un bene! Mi spassa. Penso a amore. Così che il sabato siete stati impegnati, la domenica volete recuperare. Come? Sono benissimo chi siete. Ah, meno male. Così mi togliete il peso ti chiaro. Non mi preoccupate, ho capito tutto. A te, questo signore vuole a te. Va bene. Mettete che mi presenti. Ci parlo che cago tutto. Tipo a lei. Caco, ma hai sentito nominare? Guarda come finge un ballo e tu. Non ti ricordi a parlare? Ecco io. Scusate, ma che non lo vogliamo? Parlate, mascolate liberamente. Che sono un piede? No, voi no, stai non va niente perché in questa casa io non sono nessuno. Mi sono dusciato la cosa, mi sono dusciato la cosa. Cocco, porca pazza! Come lo dice, mi pare un po' strano. Ma ad ogni modo, mettete che mi do un quarto. Guardate un po'. Scusate, Scusate, quella è la terra che è uscita sempre intorno a